Gentili appassionati di ciclismo, buonasera da Vangile, secondo trofeo Verinlegno, secondo trofeo Cozzile Castello, Coppa Fabiani, Memorial Ermanno Damiani, gara riservata alla categoria Donne Junior, organizzazione affidata all'ASD Giuffredi Ciclismo Verinlegno, che quindi allestisce questa secondo trofeo Verinlegno, che vede al via 65 atlete della categoria Donne Junior, le migliori atlete a livello nazionale. Davvero ottima la riuscita della manifestazione. Qui siamo alla misurazione dei rapporti per le atlete che si apprestano a prendere il via. Ovviamente tra le squadre che prendono il via è presente la Giuffredi Ciclismo Verinlegno con la campionessa toscana e vice campionessa del mondo Rossella Ratto, che vediamo adesso alla firma, reduce dal successo del giorno precedente a cronometro in provincia di Bologna a Medicina, e quindi sicuramente invogliata a far bene. Sempre nel giorno prima della corsa che stiamo seguendo nella crono di Medicina, da segnalare anche il terzo posto di Alice Algisi, sempre della formazione Giuffredi Ciclismo, che organizza questa manifestazione, che sicuramente non nasconde le ambizioni per tentare di provare a cogliere questo bel risultato. Sicuramente le atlete guidate in ammiraglia da Monica Loverzo, dal team manager Mario Pieri, vorranno ben figurare in questa prova. Sono 65 le atlete alla via, le seguiremo anche con le immagini dall'elicottero, quindi davvero i nostri gentili telespettatori potranno seguire in ogni singola fase la corsa. Allora vi dicevo, oltre alla Giuffredi Ciclismo Verinlegno abbiamo la società ciclistica Nuovo Ciclismo, il gruppo sportivo Cicli Fiorin Despar, la Junior Sport Gorla Minore, il team Valcar, la SD Cristoforetti Cordioli, la Breganze Ciclo Club 96, la Cicli Zanella Laser, la società ciclistica Vecchia Fontana, Verso Liride Macari Spumante, il gruppo sportivo Campi Visenzio, la Vaiano Tepso Solaristec, il gruppo sportivo Potenzia 1945, la SD Team Vitruvio e la Banca Popolare di Adriana di Bolzano. Queste sono le formazioni che prendono il via. Le atlete si misureranno sul percorso che misura 67 km, che prevede una prima parte pianeggiante. Intanto transitiamo proprio dalla Verinlegno, che sponsorizza non solo questa manifestazione ma anche l'intera stagione agonistica dell'ASD Giuffredi Ciclismo Verinlegno. Vi dicevo, 67 km in programma, un tracciato che nella prima parte è interamente pianeggiante, con dei giri che non presentano particolari difficoltà, ma il finale presenta la salita che da Vangile porterà le atlete verso Massa e poi l'arrivo posto a Cozzile Castello. Le atlete che in questo momento hanno percorso 11 km di gara. Intanto Valerio Donati del gruppo 4 Radio Informazioni in Corsa, che ci fornisce le notizie dalla gara. Abbiamo percorso in questo momento 20 km di gara. Il gruppo, come vedete, continua a marciare compatto. Adesso attaccano due atlete con il dorsale numero 12, la vediamo inquadrata in questo momento Chiara Vannucci. Poi con il 56 troviamo sempre qui davanti vale a dire Irene Bitto, ma abbiamo visto anche come Rossella Ratto, con la maglia di campionessa regionale toscana, titolo conquistato quest'anno a Montignoso di Massa, ci tiene sempre ad essere presente, perché sicuramente il finale si addice alla ragazza bergamasca che milita nell'ASD Giuffredi Verinlegno, che vi dicevo lo scorso anno ha conquistato il secondo posto al campionato del mondo della categoria Donne Junior. E sullo stesso percorso di cui lo scorso anno si svolse il campionato del mondo ad Offida, quest'anno si svolgeranno i campionati europei in luglio, quindi un appuntamento sicuramente importante per Rossella Ratto, già 3 vittorie per lei in questa stagione, ma non è l'unica favorita di questa corsa. Infatti da tenere d'occhio quando si arriva in salita, sicuramente Anna Zita Maria Stricker, poi Sara Asia Paladin, Dalia Muccioli, Maria Giulia Confalonieri. Queste sono alcune delle atlete più accreditate alla via. Intanto torniamo in corsa. Abbiamo visto con il numero di gara 14 Giorgia Nanni, al suo inseguimento il numero 53, vale a dire Michela Pavin. Vi ricordo che la direzione di corsa è affidata
a Viscusi, il codirettore è Zampino, il presidente di giuria è Monaci, il componente Simona Lamanda, il giudice d'arrivo Simone Lamanda, il componente in moto Elena Gradassi. Stiamo seguendo le immagini del secondo trofeo Vero in Legno, secondo trofeo Cozzile Castello, Coppa Fabiani Gioiellerie, Memorial Ermanno Damiani, organizzazione affidata all'ASD Giuffredi Ciclismo con il contributo e il patrocinio del Comune di Massa e Cozzile, del Circolo Arci di Vangile e del Circolo Arci di Cozzile. Sono questi i principali sponsor a fianco della manifestazione, ma da ricordare anche il contributo di Sabatini Mediazioni, della Nick Winters, della tipografia LM, della Palmieri e Bruschi Servizi per l'editoria, dell'Autofficina Carauto, dell'Antartide Frigo, dell'Autoborgo, auto fuoristrada di tutte le marche a Borgo Buggiano, della Quattro Petroli, della Torrefazione Punto Vendita Gran Crema, del Giovanni Parisi showroom a Borgo Buggiano per quanto riguarda questo partner, poi della Colligan a Massa e Cozzile e del Tomaficio New Down sempre a Massa e Cozzile. Abbiamo visto qualche attacco, adesso sono le ragazze del team Valcara a fare l'andatura in testa al gruppo. Insomma, vi ricordo che ovviamente i due sponsor principali di questa gara sono la Vero in Legno Vernici e la Fabiani Gioiellerie, che sono al fianco anche dell'intera stagione agonistica dell'ASD Giuffredi, per l'appunto Giuffredi Vero in Legno. Con le immagini intanto anche il commissario tecnico della nazionale Salvoldi al seguito della corsa, e adesso andremo a seguire le fasi importanti di gara. Intanto la sede di Fabiani Gioiellerie, uno dei partner principali insieme alla Vero in Legno Vernici, e vi dicevo una manifestazione che sta entrando nel vivo. Adesso abbiamo un attacco a tre, si tratta dell'atleta con il dorsale di gara numero 12, vale a dire Chiara Vannucci. Insieme a lei abbiamo la dorsale di gara numero 37 Stella Tommasini ed il numero 56, vale a dire con i colori della società ciclistica Vecchia Fontana, Irene Bitto. Queste tre atlete al comando, il loro vantaggio nei confronti del gruppo è di 30 secondi. Ci troviamo a Chiesina Uzzanese con le tre atlete al comando che stanno quindi pedalando davvero con buona lena. Infatti il gruppo, come vedete, per il momento non sembra in grado di rispondere. A fare l'andatura e a cercare di organizzare l'inseguimento sono le atlete dell'ASD Giuffredi Ciclismo. Abbiamo visto Rossella Ratto, Alice Elgisi, sono alcune proprio delle favorite di questa manifestazione, e sicuramente le due atlete di punta della formazione guidata in ammiraglia da Monica Loverso. Tre atlete al comando, le vediamo anche dall'elicottero quando siamo a 6 km dalla conclusione. Sta quindi per iniziare la salita verso Massa, e poi che proseguirà verso il traguardo posto a Castello di Cozzile. Siamo ora con le tre atlete al comando, vale a dire Chiara Vannucci del gruppo sportivo Cicli Fiorin Despar, con lei con il dorsale 37 Stella Tommasini dell'ASD Cristoforetti Cordioli, e con il numero 56 l'abbiamo vista fare l'andatura Irene Bitto della società ciclistica Vecchia Fontana. Queste tre atlete al comando che hanno adesso un vantaggio di circa 30 secondi sempre nei confronti del gruppo, che però, come vedete, è tirato adesso dalle atlete dell'ASD Giuffredi Ciclismo, con in seconda ruota la maglia inconfondibile della campionessa regionale toscana, vale a dire Rossella Ratto, che, come vi dicevo, ha colto il successo 24 ore prima di questa gara nella cronometro a Medicina in provincia di Bologna. Sta per iniziare la salita per il gruppo, come vedete andatura che si è alzata notevolmente per quanto riguarda il plotone, che sta cercando quindi di riportarsi sulle atlete al comando. Intanto si è staccata una ragazza sulla testa della corsa, e il gruppo, come vedete, si sta avvicinando, quindi si rimescolano le carte. Quando siamo a 4 km e mezzo dalla conclusione si sta entrando nel vivo. Rossella Ratto a fare l'andatura in testa al gruppo, proprio in questo momento sta cercando di spingere per tentare di cucire lo strappo. Viene ripresa adesso Stella Tommasini. In questo momento quindi rimangono in due le atlete al comando. A fare l'andatura in salita è ancora Rossella Ratto della Giuffredi Ciclismo Vero in Legno. Andiamo a controllare però la situazione davanti. Ecco le quali due atlete al comando a fare l'andatura.
Chiara Vannucci della Cicli Fiorin De Spara. Dietro di lei invece con il dorsale di gara numero 56 troviamo Irene Bitto della Società Ciclistica Vecchia Fontana, ma come vedete il gruppo ormai le ha nel mirino, ancora a fare l'andatura la maglia della campionessa regionale toscana Rossella Ratto, che quindi si sobbarca dell'impegno. Intanto perde contatto dalla testa Irene Bitto, rimane sola al comando Chiara Vannucci, ma ormai il gruppo sta per rientrare su di lei e quindi quando mancano 4 km alla conclusione il gruppo torna compatto. Tutto si deciderà in salita verso Cozzile e Castello. A fare l'andatura è ancora Rossella Ratto, si stanno staccando però alcune atlete. Ecco qua una panoramica sull'abitato di Massa che le atlete incontreranno sul tracciato e diventano in 3 al comando, quindi il forcing di Rossella Ratto ha portato ad una notevole selezione. Rossella Ratto in prima posizione, poi dietro di lei andiamo a vedere, troviamo con il numero 66 Dalia Muccioli e poi con il 52 Asia Paladin. 3 atlete al comando che quindi si stanno arrampicando sulla salita verso il traguardo per questa corsa, il traguardo posto a Cozzile Castello. A fare l'andatura ancora, ed è così dall'inizio della salita, troviamo ancora Rossella Ratto. Queste sono le più immediate inseguitrici, qui con il numero 17 Alice Maria Zuffi, poi con il 51 Soraya Paladin, ancora con il 47 troviamo in questo momento Anna Maria Zita Strickler. Queste sono le più immediate inseguitrici del terzetto al comando e come vedete adesso questo tratto con tornanti si entra nell'abitato di Massa. A fare l'andatura ancora una volta è Rossella Ratto, alla sua ruota le sue 2 compagne di fuga. Si sta perdendo però contatto in questo momento una delle 2, quindi si sta formando una coppia al comando con il numero 6 Rossella Ratto, insieme a lei con il numero 66 Dalia Muccioli. Questo è il terzetto. Intanto viene incitata anche Rossella Ratto, un po' di acqua per rinfrescare la forte atleta bergamasca che indossa la maglia di campionessa regionale toscana e milita nell'ASD Giuffre Ciclismo. Queste sono le più immediate inseguitrici della coppia al comando. Si è staccata quindi da davanti, l'avevamo visto in precedenza con invece che era in salita con il 52 era Asia Paladin, che ha perso contatto dalla coppia al comando, mentre queste sono le inseguitrici delle atlete che sono sulla testa della corsa. Come vedete la salita sta facendo una notevole selezione, ci stiamo apprestando a vivere le fasi finali di questo secondo trofeo Verinlegno Vernici, secondo trofeo Cozzile Castello Coppa Fabiani Memorial Ermanno Damiani, con l'organizzazione affidata alla Giuffre di Ciclismo Verinlegno. Attenzione perché nel tratto più impegnativo della salita si alza sui pedali Rossella Ratto e fa il vuoto perché perde contatto anche Dalia Muccioli, quindi tutta sola Rossella Ratto. La vediamo inquadrata anche dall'alto nelle immagini dall'elicottero, guadagna una ventina di metri nei confronti della sua ex compagna di fuga. Rossella Ratto quindi davvero bella la sua azione, composta, la ragazza che come vedete pedala su bici Dedacciai. Per quanto riguarda la formazione, quella dell'ASD Giuffre Ciclismo Verinlegno, società organizzatrice di questo secondo trofeo Verinlegno. Al suo inseguimento abbiamo visto, perso contatto da poco, Dalia Muccioli, che però adesso non riesce a mantenere un distacco costante, perde notevolmente in questo tratto in salita, questo tratto particolarmente impegnativo, e quindi a questo punto, quando mancano ormai un paio di chilometri alla conclusione, sembra chiaro l'epilogo di questo secondo trofeo Verinlegno. Vedete anche la fatica sul volto di Dalia Muccioli del gruppo sportivo Potenzia, che comunque vada ce la sta mettendo tutto per arginare la splendida azione della bergamasca Rossella Ratto della Giuffre Ciclismo. Intanto in salita ancora con Rossella Ratto che viene incitata davvero qui a casa, ormai diciamo possiamo dirlo, Rossella Ratto, in quanto quest'anno per lei è approdata a questa formazione che vi ricordo organizza questa prova e subito gli sportivi locali l'hanno fatta sentire come se fosse a casa e davvero lei li sta ripagando alla grande, perché in salita sta davvero facendo spettacolo in questo ultimo tratto in salita. Siamo ormai in vista di Cozzile Castello ed è ormai imprendibile per tutte le altre. Rossella Ratto, ormai mancano davvero
pochi centinaia di metri dalla conclusione. Eccola qua anche dall'elicottero, si entra nel centro storico di Cozzile Castello. Davvero suggestivo il finale di questo secondo trofeo Vero in Legno, tutta sola Rossella Ratto, ormai imprendibile per tutte le altre, è seguita dalla nostra moto di ripresa, la seguiamo anche con l'elicottero, ormai entra negli ultimi 150 metri, tutta sola, si appresta quindi a conquistare questo secondo trofeo Vero in Legno, per lei il quarto successo stagionale. Eccola qua la linea di arrivo, Rossella Ratto in solitaria va a vincere, per lei quarto successo stagionale e quarto successo stagionale anche per la Giuffredi Ciclismo Vero in Legno. Intanto siamo in attesa delle atlete che sono dietro di lei. Arriva adesso Dalia Muccioli con 36 secondi di ritardo, aspettiamo ancora perché ci sono distacchi importanti. Eccola qua Asia Paladin, è stata la penultima a mollare la ruota di Rossella Ratto e arriva con un ritardo di 1 minuto e 30 sul traguardo. Davvero si legge tutta la fatica sul volto delle atlete. Arriva adesso Maria Giulia Confalonieri in quarta posizione con 1 minuto e 50 di ritardo. Eccola qua invece Anna Zita Maria Stickler con un ritardo di 2 minuti e 10. Adesso aspettiamo anche tutte le altre. Arriva adesso Alessandra Tomasini della Vecchia Fontana, poi Soraya Paladin per la stessa formazione. Siamo alla settima posizione, davvero una selezione notevole. Eccola qua l'ottava, vale a dire Azzuffi Alice Maria. Poi arriva anche per il team Valcari in nona posizione Ilaria Sanguinetti. Eccola qua l'atleta del team Valcar, e va a concludere in decima posizione Chiara Vannucci del gruppo sportivo Cicli Fiorin Despar. E poi tutte le altre in questa bella prova offerta da Rossella Ratto, che ha conquistato il secondo trofeo Vero in Legno, secondo trofeo Cozzile Castello, Coppa Fabiani, Memorial Ermanno Damiani. Il successo, vi dicevo, di Rossella Ratto, quarto centro stagionale per lei, in seconda posizione Dalia Muccioli, terza Asia Paladin. A questo punto non ci resta che andare ad ascoltare dalla viva voce delle grandi protagoniste di quest'oggi le loro impressioni su questa bella corsa organizzata dalla Giuffredi Ciclismo. Rossella Ratto, quarta vittoria, 2 in 2 giorni, credo che dopo il brutto incidente sia ritornata alla gamba giusta. Sì, sono riuscita comunque a risalire presto in bici e comunque questa vittoria la dedico alla Giuffredi, alle mie compagne, alla società, agli sponsor, a tutti coloro che ci sono stati vicini, perché davvero correre così è tutta un'altra cosa. Grande, ha fatto un lavoro Selene veramente eccezionale. Sì, hanno lavorato tutte quante tantissimo, in particolare la Selene e la Alice, e mi hanno aiutato fino alla fine anche perché c'era in via una fuga e non si poteva lasciare tanto spazio. Un percorso che ti si addiceva molto a te, però veramente duro. Sì, era un percorso che mi soddiceva, c'era anche la componente del caldo che ha tanto inciso perché si è fatta ancora più dura, per cui tanta selezione. Bene, allora abbiamo anche il nostro sponsor, la Vero in Legno. Piero, quest'oggi hai assistito veramente a uno spettacolo. Il più bello di oggi. Ho visto una bellissima gara, un'organizzazione impeccabile, sì, che brava lei che ha vinto, è una cioccata di mano e di buono ci vuole per lei. Bene, sicuramente lo sponsor è contentissimo perché veramente quest'oggi vincere in casa davanti ai nostri sportivi è una cosa che non capita tutti i giorni. Sì, infatti ci tenevo parecchio ed era il minimo che si potesse fare per ringraziarli, ma nel migliore dei modi. Abbiamo anche il presidente, come ho detto con Rossella, 2 vittorie in 2 giorni, ieri a cronometro, oggi in linea in salita. Sì, devo dire che aveva avuto un periodo un po' sfortunato, una brutta caduta, però oggi ha dimostrato che è la più forte di tutti, non ci sono problemi. Un grazie anche alle altre ragazze perché hanno tenuto le varie fughe e hanno portato appunto Rossella a fare la salita da solitaria. Ed eccoci con il direttore sportivo, con la direttrice sportiva Monica Loverso. Veramente una grande prova di Rossella, però direi una grande prova della squadra. Sì, io sono contentissima, vabbè, il risultato appaga sicuramente, ma soprattutto appaga loro perché oggi hanno dimostrato di essere effettivamente una squadra a tutti gli effetti, stanno migliorando tantissimo, credono in quello che fanno e che le faccio fare, insomma va benissimo così, sono proprio contenta per tutte. Mario Pieri, team manager del Giuffredi Vero in Legno, una giornata veramente eccezionale, tra ieri e oggi 2 vittorie, credo che sia un bel lavoro. Ma è vero, tra ieri e oggi 2 vittorie, ma questo era importante per far ritrovare a Rossella insomma, un po' la voglia, un po' il tutto. Dopo la caduta del lunedì di Pasqua
che era stata ferma, poi non c'erano state gare. Ieri la crono, oggi una gara impegnativa fatta anche nell'ottica per il campionato europeo, per vedere se ci sono anche altre ragazze che insomma vanno un po' in salita, perché sennò poi sarà difficoltoso per il CT Savoldi fare una formazione. Difatti il CT Savoldi era a seguito oggi. Infatti io sono contento perché così avrà valutato bene come fa sempre, essendo il CT più vincente, le ragazze da affiancare a Rossella. Marco Natali, presidente del Circolo Arci di Cozzile, bella manifestazione qui in un paese, ti aspettavi un successo così? Sì, noi ce lo aspettavamo e speravamo che fosse di avere un risultato di questo tipo. Le atlete hanno dimostrato tutto il loro valore, sono state encomiabili per lo sforzo che hanno profuso nel conseguire questa vittoria, soprattutto Rossella Ratto, che davvero è stata in gamba, un bel risultato. Noi come 2 anni fa siamo veramente soddisfatti. Un paese piccolo che però veramente si dà da fare, da stamattina che si sta lavorando per allestire il tutto. Sì, fortunatamente le persone sono sempre disponibili e quindi diciamo anche se con un po' di fatica, ma è sempre un piacere fare le cose. Una manifestazione che si ripeterà anche il prossimo anno. Ce lo auguriamo, ce lo auguriamo.